Settimana decisiva per la lotta al coronavirus, previsti test a casa per malati e una patente per i guariti. In arrivo dopo il 3 aprile una nuova ordinanza con restrizioni sui mercati. Multe a chi passeggia entro 200 metri dalla propria abitazione sono impugnabili, secondo il presidente Zaia, che annuncia una lettera di chiarimento ai prefetti. 40 decessi finora nelle case di riposo venete. Fondamentale per Zaia separare gli ospiti positivi dai negativi anche con trasferimenti, linee contenute sul nuovo piano di sanità pubblica. La lettera di un infermiere del Bignasego che lavora in ospedale a Padova racconta ai suoi concittadini la sua giornata, scontando con la sofferenza e la solitudine dei pazienti. Il bar era ufficialmente chiuso, ma nel retrobottega la titolare garantiva spritz e alcol ai clienti. Il blitz dei carabinieri a Martellago. Nella mappa dei contagi nel comune del Veneto non mancano le realtà senza contagi come Acona, territorio che nel recente passato era finito al centro delle cronache per l'hub di immigrati. Il racconto di un nonno di Mira, la mia nipotina di 5 anni e mezzo, mi ha detto che vuole dare i suoi risparmi a Zaia per aiutare a comprare le mascherine. Buonasera a tutti voi, ben ritrovati, edizione regionale dei nostri notiziari. Avete sentito i nostri titoli di apertura e poi tra pochissimo vi faremo anche vedere la tabella con i dati aggiornati dall'ultimo bollettino emanato dall'azienda Zero. Ma in apertura andiamo subito a sentire le parole del governatore del Veneto Luca Zaia, che torna ad insistere sulla necessità di questo nuovo piano di sanità regionale per dividere i percorsi e dividere così i pazienti che sono positivi dagli asintomatici anche nelle case di riposo. Vi anticipo già che nel piano di sanità pubblica è previsto che entro il 5° giorno facciamo un test a tutti coloro che sono a casa malati, quindi viene modificata la linea e anche codificata meglio. Questo in virtù del fatto che c'è questa novità che adesso siamo anche autorizzati a fare le infusioni di idrossiclorochina a domicilio. Questo per partire nelle prime fasi direttamente del malato e accompagnarlo e evitare l'ospedalizzazione per quanto sia possibile. Test a casa ai soggetti malati entro il 5° giorno dal manifestarsi dei sintomi è una delle nuove linee contenute nel piano di sanità pubblica completato in queste ore dalla Regione Veneto, piano in cui si affronta anche il nodo case di riposo. Nuova riunione su questo tema del presidente del Veneto Zaia con i direttori generali delle ULS. I decessi negli istituti, extra conteggio ospedaliero, quindi sono al momento 40. La separazione tra positivi e negativi è fondamentale, per cui dove è possibile farla la si fa in loco, dove non è possibile farla bisognerà eventualmente predisporre lo spostamento della quota minoritaria tra i positivi e i negativi. Se 50 positivi e 5 negativi mi sembra logico che quella casa di riposo diventa un Covid center per le case di riposo per i positivi, perché i 5 negativi li porteremo da qualche altra parte. Solo da alcuni giorni gli istituti, dove si sono contati non solo anziani ma anche operatori contagiati, sono stati forniti di tutti i dispositivi di protezione necessari, prima irreperibili sul mercato. Abbiamo mandato tutto quello che avevamo perché non avevamo forniture. Adesso siamo in una condizione nella quale forniamo alle ULS più o meno 250.000, 300.000 dispositivi al giorno. Adesso c'è offerta di materiale, noi ne abbiamo comprati 13 milioni e mezzo di mascherine, insomma stiamo andando a regime, tanto è vero che tutte le mattine inviamo il fabbisogno più un tot per ogni ULS da dedicare ai centri servizi e ovviamente alle case di riposo. Infine l'appello lanciato a supermercati e farmacie perché rendano disponibili sui loro banchi le richiestissime mascherine. Io vedo che sul mercato a noi ne offrono vagonate di mascherine chirurgiche. In questo momento ce le stanno offrendo. La preghiera che faccio agli operatori, mettetevi assieme perché è vero, sono quantità grosse, compratele e mettetele in vendita nei banchi dei supermercati, nelle farmacie. Allora adesso subito in grafica la tabella con i casi aggiornati rispetto a quella che è stata inviata questa mattina alle 8 e quindi vi abbiamo fatto vedere questa tabella è di circa mezz'ora fa. Allora il totale dei casi
positivi nel Veneto è 8.853, i casi sono saliti di più 129 unità, sono invece 19.895 i veneti che si trovano a casa in isolamento domiciliare. Il dato pesante purtroppo è quello dei decessi, ci sono 23 nuovi decessi, sono 2 presso l'azienda ospedaliera del Padovano, un altro nell'azienda ospedaliera di Verona, 2 nel Bellunese, 4 negli ospedali trevigiani tra Treviso, Vittorio Veneto e Conegliano, 4 negli ospedali veneziani tra Jesolo, Dolo e Mirano, 2 nel Bellunese, 4 decessi ci sono stati nell'ospedale di Schiavonia, altri 4 negli ospedali vicentini tra Bassano, Vicenza e Sant'Orso. Un decesso invece è stato dichiarato nell'ospedale Pederzoli, Peschiera. Dunque purtroppo il dato è decisamente negativo, 23 decessi nelle ultime ore soltanto nel Veneto. Le restrizioni però stanno facendo calare i contagi, queste sono state le dichiarazioni di Zaia proprio oggi nel corso della conferenza stampa, quindi le ordinanze stanno funzionando, sta già lavorando il governatore ad una nuova ordinanza perché rispetto al modello matematico siamo in vantaggio di 5 giorni. Sto preparando un'ordinanza per vedere di riuscire a procrastinare almeno di un po' il tema delle restrizioni, se sarà necessario, in virtù dei dati che avremo questa settimana. Lo è perché il tema dell'isolamento e delle restrizioni sta pagando perché abbiamo comunque un ritardo di 5 giorni sul modello. Non più 2, non 3, ma 5 giorni di vantaggio rispetto al modello matematico di propagazione del contagio da coronavirus, grazie alle drastiche misure a cui i cittadini si sono adeguati. Nella nuova ordinanza che il presidente del Veneto Zaia ha annunciato per la fine della settimana, possibili provvedimenti relativi ai mercati. Ci vengono segnalati problemi sui mercati in giro per il Veneto, dati dal fatto che non c'è la regimentazione che ha un supermercato, che mette in fila le persone, che hanno la mascherina. Lì c'è invece l'ammassamento davanti al banco della frutta, della verdura, dei formaggi o dei salumi. E questo, diciamo, se volessimo proprio lavorare di fino, non è proprio il massimo della soluzione. Altro fronte è quello delle passeggiate consentite entro i 200 metri da casa, ma qualcuno è stato comunque multato e ora la Regione interviene. Per futili motivi entro i 200 metri si può uscire rispetto all'ordinanza, futili motivi per sgranchirsi le gambe, per fare 2 passi, per fare una passeggiata. Quindi alcuni hanno avuto questa contestazione anche con l'applicazione di una multa. Adesso noi scriviamo i prefetti, faremo un parere, secondo noi è impugnabile. Emergenza che produce forti contraccolpi emotivi, come dimostrano i numeri. Nei primi 10 giorni il servizio psicologico, di supporto psicologico, ha avuto 1680 chiamate con 650 colloqui psicologici. D'altro canto anche le condizioni di chi vive con in casa un paziente positivo sono proibitive. Zaia cita il virologo Massimo Galli. Bisogna vivere intanto tutti con la mascherina, se c'è un positivo in casa, avere norme igieniche estreme e poi avere possibilmente, se c'è la possibilità, avere addirittura servizi igienici separati. Cioè, questa è la bestia con la quale abbiamo a che fare. Se potessimo riavvolgere il nastro e ripartissimo da zero, penso che la vera azione da fare, e il consiglio che darei io a chiunque, la vera azione da fare in arrivo con un virus cattivo come questo è quello, ammesso non concesso che si riesca a fare, è quello di isolare tutti gli over 70. Infine la questione dei guariti, negativizzati, ai quali la Regione pensa di assegnare una sorta di patente che attesti la risposta anticorpale, condizioni su cui aleggia però un'ombra. Chi ha gli anticorpi è confermato negativo e ha gli anticorpi può avere la patente di essere uno che è passato, diciamo, che ha avuto il virus, ha prodotto gli anticorpi e è diventato poi negativo. Abbiamo purtroppo già un caso di reinfezione che non ci piace, perché vuol dire che il virus è riuscito a infettare, guarire e reinfettare la stessa persona, per cui abbiamo questo caso, speriamo sia un caso tutto da dimostrare scientificamente, però un caso ce l'abbiamo. Allora, cresce il numero dei decessi all'interno delle case di riposo, i dati più preoccupanti purtroppo continuano ad arrivare da Merlara.
Siamo arrivati quindi a 22. 22 anziani deceduti all'interno della casa di riposo di Merlara. La comunicazione, come sempre, arriva dal sindaco del piccolo comune della Bassa, Claudia Corradin, anche lei positiva al Covid-19. Il bollettino drammatico è stato aggiornato lunedì mattina all'alba perché nella notte un altro ospite è morto dopo essere stato contagiato dal coronavirus. In ospedale ce ne sono soltanto 2. Gli altri sono lì e io non sono medico, per cui non posso più di tanto intervenire e fare diagnosi eccetera, però mi dicono che non stanno male, però non mangiano. Una situazione difficile per gli ospiti rimasti che piano piano vedono morire i loro amici. Intanto in mattinata hanno preso servizio all'interno della struttura di Merlara 5 nuovi infermieri e un medico militare. Sono arrivati 5 infermieri e un medico militare, hanno preso alloggio in un paese qua vicino e presumibilmente ci restano 2 o 3 settimane, sicuramente fino a Pasqua, nella speranza che gli altri operatori negativi nel frattempo, positivi nel frattempo diventano negativi e possano riprendere il servizio, e intanto dare un po' di respiro a quelli che in questi 20 giorni non hanno mai avuto ore di riposo. Anche il sindaco Claudia Corradin dice di essere in ripresa, la febbre è passata, restano il mal di testa e la tosse. Adesso dovranno farmi, scaduto il tempo, 2 tamponi, se risultano negativi posso riprendere la mia attività. Insomma. E il vice sindaco come sta invece? No, sta abbastanza bene, a lui ha già superato, ha già fatto un tampone e adesso domani o dopodomani deve fare il secondo e se i risultati sono negativi può tranquillamente riprendere il suo lavoro. Anche a Monselice si è registrato purtroppo un nuovo decesso in una casa di riposo, mentre in quella di Galzignano Terme è aumentato solo il numero dei contagiati. Oltre 17.000 igienizzanti illegali tolti dal mercato e poi 1.200 apparecchiature mediche sequestrate, quasi 2 milioni di farmaci e 170.000 mascherine e guanti. Requisiti questi, in sintesi, i numeri dell'attività investigativa condotta dai NAS in tutta Italia dai primi giorni di marzo per fermare illeciti e truffe collegate all'emergenza coronavirus. Lo ha spiegato il comandante dei Carabinieri per la tutela della salute, Adelmo Lusi. Medici di famiglia, lo sapete, sono le categorie più esposte. La FIMG del Veneto denuncia, ha bloccato il nostro acquisto di 50.000 mascherine chirurgiche, più del virus ci sta uccidendo la burocrazia. 3 giorni fa hanno sequestrato hanno requisito anche un carico di mascherine che avevamo comprato noi per distribuirle ai medici, e ci è voluto del bello e del buono e forse domani le libereranno. Una vicenda surreale, quella segnalata dalla FIMG Veneto, l'associazione dei medici di base, che aveva investito 290.000 euro per acquistare dispositivi di protezione per i medici di famiglia. La prima tranche di circa 50.000 mascherine chirurgiche è stata bloccata. Sentite perché. Perché siamo considerati un ente privato e quindi il burocrate di turno ha applicato il sequestro senza considerare a chi andavano. Tenga conto che erano una quota per noi e una quota per gli operatori delle case di riposo. Il problema di questa situazione non è solo il virus, è quel virus costante che è nel cervello dei burocrati italiani da sempre, che fa più danni del virus normale, del coronavirus. Quindi se fosse stata una donazione nessun problema, ma risultando essere un acquisto fatto da privati, il carico è stato temporaneamente sequestrato, ci ha spiegato il dottor Crisarà. I soldi investiti però sono stati raccolti grazie alla solidarietà e alle risorse della FIMG, che voleva garantire i presidi per almeno 15 giorni. I medici del Veneto attendono anche le mascherine FPP2 e anche sovraccamici usa e getta, una categoria in prima linea che va protetta e che non deve a sua volta diventare veicolo dell'infezione. Solo a Padova, in un paio di distretti, nei primi giorni in cui è stato fatto il tampone ai medici di famiglia, ne sono risultati portatori sani 7. Ma i tamponi adesso continuano a farveli, giusto? Stanno continuando a farceli. Padova lo sta facendo, per esempio Verona assolutamente no, tenendo conto che Verona è una delle aree di maggiore criticità in questo periodo. Il consiglio è uno soltanto. Le cose stanno andando bene,
L'importante è che la gente capisca che deve stare a casa. Adesso andiamo a Padova, operazione Verità del Comune di Padova. Dopo le foto in Piazza delle Erbe di un evidente affollamento, vi facciamo vedere le immagini invece delle telecamere, il chiarimento dell'assessore alle attività produttive e allo sviluppo, Antonio Bressa. Abbiamo visto tutte le immagini che sono circolate in rete nella giornata di sabato legate alle presenze di persone in Piazza delle Erbe al mercato. Abbiamo voluto, assieme al sindaco, assieme al comandante della polizia locale, fare una verifica puntuale, quindi siamo andati a vedere le immagini a circuito chiuso del sistema di videosorveglianza. Abbiamo verificato come forse ci fossero alcune presenze in più rispetto al resto della settimana, ma tutto molto gestibile e sotto controllo. Queste le foto che hanno fatto scatenare la polemica sul mercato di Piazza delle Erbe a Padova e queste invece le immagini riprese dalle telecamere di videosorveglianza nelle stesse ore di sabato 28 marzo in cui sono stati fatti gli scatti che ritraggono un presunto affollamento di persone. Il sindaco e l'assessore al commercio hanno voluto andare a fondo della questione per evitare inutili polemiche in questo periodo di emergenza, visto che il consigliere di opposizione leghista Alain Luciani ha già chiesto un accesso agli atti. Come si spiegano allora le immagini che erano state fatte circolare? Probabilmente è stata utilizzata una tecnica che è ben nota in fotografia, che è quella dell'utilizzo del teleobiettivo, che schiaccia la profondità delle immagini e fa apparire quindi i soggetti che sono ripresi molto più vicini rispetto a quanto non sia realmente. Questo cosa vuol dire? Che le persone erano distanziate tra di loro mentre apparivano molto più vicine. Detto questo, siccome comunque la questione ha scatenato polemiche sui social, c'è stata molta attenzione da parte delle persone su questa cosa, da un lato è giusto ridimensionarla per quello che è, dall'altro però noi vogliamo dare anche una risposta e quindi i cittadini possono stare tranquilli che ci saranno tutti gli accorgimenti per la sicurezza, con la presenza delle forze dell'ordine che pure erano presenti anche questo sabato, per garantire che sia rispettata la distanza di 1 metro tra le persone. Devo dire che questa regola viene rispettata dalla stragrande maggioranza dei padovani, che si stanno comportando molto bene nel rispettare tutte le regole. Si è fatto passare un messaggio sbagliato, puntualizza Bressa. I padovani non meritano questo trattamento. Il mercato fornisce un servizio di prima necessità e quindi va garantito, pur con una sostanziale diminuzione dei banchi presenti in piazza. La norma, per come è stata definita a livello nazionale e a livello regionale, consente l'apertura di attività che vendono beni di prima necessità. Quindi i banchi che vendono generi alimentari ai mercati sono equiparati ai negozi che vendono generi alimentari e ai supermercati e quindi sono attività che devono essere garantite proprio per la finalità che hanno. Sulla questione è intervenuto anche Luca Zaia. Per il mercato all'aperto è più difficile una regimentazione dell'afflusso davanti ai banchi come per i supermercati. Stiamo valutando altre misure non per vena di sadismo ma perché il modello delle restrizioni ha un assoluto beneficio, ha spiegato il governatore. Perché i 400 milioni annunciati dal Premier Conte non è quello che serve ai comuni? Ce lo spiega il presidente di ANCI Veneto Mario Conte, che per primo aveva parlato di elemosine. Lui risponde invece il segretario del Partito Democratico Veneto, Alessandro Bisatto. Devo avere la libertà di decidere come poterli spendere e invece sono vincolato a fare dei buoni spesa per spese alimentari. Cioè capite che non è detto che per Treviso questa sia la primaria necessità, perché magari riusciamo a far fronte con altri capitoli di spesa. Tutto questo poi ben vengano i soldi, ci mancherebbe, però lasciate la libertà ai sindaci di poter decidere dove investirli, perché il sindaco ha il termometro della situazione e soprattutto i cittadini che chiamano ci dicono di cosa oggi hanno bisogno. I cittadini veneti oggi stanno chiedendo aiuto per pagare le bollette, per pagare l'affitto di casa o di un negozio, un'attività che da settimane non sta dando alcun provente. I 400 milioni destinati ai comuni italiani dal governo possono essere impiegati solo in buoni spesa. È evidente che non sono queste le esigenze del territorio. È ragionamento a freddo a 2 giorni dall'annuncio del Premier Conte del presidente ANCI Veneto Mario Conte, che ha voluto così bypassare le polemiche ma anche chiarire le ragioni del suo mal di pancia contro il governo. Di questi 4,7 miliardi, in realtà 4,3, quindi la quasi totalità, sono soldi che sono già presenti nei bilanci comunali e hanno già una destinazione legata sicuramente al welfare ben definita
Cioè noi non abbiamo 4,3 miliardi di euro in più da destinare all'emergenza coronavirus, noi abbiamo solo quei 400 milioni che tra l'altro sono per tutti i comuni d'Italia. È un significativo intervento, sono 28 milioni per il Veneto, 450.000 euro per Treviso. La risposta del segretario del Partito Democratico Alessandro Bisatto. Abbiamo per una volta la possibilità di farlo. Decidiamo in autonomia i criteri per assegnare alle persone più in difficoltà contributi, visto che ci sono non solo gli ultimi, ma i penultimi e i terzultimi che la settimana prossima non sapranno di cosa mangiare. Consiglio al sindaco di Treviso, aggiunto Bisatto, di rimboccarsi le maniche e trovare il modo più intelligente ed efficace di distribuire quei soldi ai suoi cittadini, che sono molti rispetto agli 0 euro stanziati da Zaia. Un botta e risposta che rischia di scivolare nell'inevitabile polemica politica, anche se entrambi, visto il momento, affermano di volerla evitare. Pochi secondi di pubblicità e poi di nuovo insieme con le notizie dal Veneto. Eccoci qui, ben ritrovati con l'informazione che arriva dal Veneto. Adesso vi leggiamo la lettera di un'infermiera di Albignasco che lavora all'ospedale di Padova, racconta la sofferenza e la solitudine dei pazienti che sono ricoverati e che lei stessa sta assistendo. Di fatto è un post che ha voluto pubblicare su Facebook per chiedere ai cittadini di restare a casa. Ciao amici concittadini, sono un'infermiera di malattie infettive di Padova. Qui l'emergenza per il coronavirus è iniziata il 22 febbraio ed è ancora in atto. Vicino al nostro reparto ci sono delle tende piantate dalla Protezione Civile, attive dal lunedì al venerdì, per dare servizio e assistenza a chi ne ha bisogno. Eseguiamo i tamponi e diamo le prime cure. In reparto, invece, ci sono i ricoverati di qualsiasi età, con problemi respiratori gravi, attaccati a respiratori senza possibilità di contatti con l'esterno o con i familiari. Per noi i turni sono infiniti, pesanti e difficili. Vediamo la paura della gente, l'angoscia dell'incertezza, nonostante le cure. Ogni giorno, per andare al lavoro, attraverso il ponte del Bassanello e vedo il sole che sorge e mi chiedo quando finirà. Mi cambio in spogliatoio con le mie colleghe e cerchiamo di essere forti, con indosso già una mascherina, nascondiamo a volte i segni della paura. Mettiamo 2 maglioni più la felpa perché fuori è freddo e poi la cuffia, la visiera, una tuta che non lascia traspirare la pelle, i calzari e iniziamo il lavoro con l'anima piena di speranza che oggi sarà un po' meno peggio di ieri. Il mio cuore è pesante in questi giorni e non solo per la stanchezza, ma perché ancora vedo superficialità. Vedo ragazzi in bicicletta senza mascherina, gente che va a fare la spesa più volte in una settimana, che corre. Io da mamma e da cittadina vi capisco perché è difficile stare a casa rinchiusi con questo sole, soprattutto per chi ha figli. Ma credetemi che questo non è niente se pensate di stare chiusi in una stanza di pochi metri quadrati con un tubo in bocca per respirare. Quando uscite, fatelo per vere necessità. Mettete le preziose mascherine sempre. Fate la spesa con coscienza, una volta alla settimana. E se potete, sarebbe meglio preferire servizi a domicilio. Se avete i sintomi, state a casa e chiamate il medico di base che vi dirà cosa fare. Non sottovalutate questo nemico invisibile, non ha pietà per nessuno. Io vi mando un abbraccio forte e vi chiedo di essere forti e uniti nel prendere coscienza della gravità della situazione e quando tutto sarà finito organizzeremo una festa bellissima. E pensate che invece c'è chi addirittura organizzava aperitivi nel suo retrobottega, nel retrobottega del suo bar. Si tratta di un gestore cinese, è stato pizzicato. Andiamo a Martellago. Se c'è chi ancora viene sorpreso a non rispettare le disposizioni di contenimento fornendo scuse ridicole per prendere una boccata d'aria, esistono casi decisamente più gravi che le forze dell'ordine si trovano davanti nel corso dei loro controlli, come l'ultimo scoperto dai carabinieri di Mestre. Proprio a Maerne vi è stato un caso particolare nel quale un bar che doveva essere chiuso si è scoperto in realtà praticasse nel retrobottega. In particolare, come se nulla fosse, continuavano a confezionare degli aperitivi. C'erano le persone all'interno nel retrobottega, come ho detto prima, che sostanzialmente, come se non vi fosse questa situazione in atto, stavano consumando all'interno
quindi aggirando quelle che sono le disposizioni in vigore. Il bar resterà chiuso altri 5 giorni dal momento in cui i locali riapriranno al pubblico, ma i carabinieri devono far fronte a molte altre situazioni sgradevoli legate a questo particolare momento. Diciamo che tutto sommato devo dire che la cittadinanza veneta, nello specifico quella veneziana, sta rispondendo molto bene a quelle che sono state le indicazioni, quindi possiamo dire essenzialmente che parliamo di una popolazione molto attenta alle regole e molto rispettosa. Tuttavia continuiamo a verificare alcuni episodi. Io ovviamente faccio gli episodi un po' più eclatanti, che sono questo del bar, ma anche qualche giorno fa una persona che con la scusa del cane in realtà spacciava in un parco. Si è verificato qualche episodio di sciacallaggio, ecco, anche per questo tutti i servizi che sono in atto, oltre a verificare il rispetto delle norme da parte delle persone che sono autorizzate a circolare, mirano a verificare anche tutti gli esercizi che purtroppo causa forza maggiore sono chiusi, quindi sono rimasti abbandonati a loro stessi, quindi ci prestiamo anche a effettuare questo tipo di servizio, verificando appunto che non solo che vengano rispettate le norme e quindi gli esercizi siano chiusi al pubblico, ma anche che non si verifichino episodi di sciacallaggio o di personaggi appunto che approfittano di questa situazione per poter creare dei danni ulteriori. E poi l'altra faccia della medaglia, quella di chi si sente solo e spesso disorientato. Abbiamo avuto anche chiamate da persone che magari sono rimaste sole perché gli unici contatti che avevano sono purtroppo stati ricoverati e quindi si sono rivolte a noi anche per chiedere aiuto per fare la spesa o per gestire altri aspetti della vita quotidiana che, quando è stato possibile, li abbiamo indirizzati sugli organi competenti. Quando non è stato possibile abbiamo provveduto in qualche modo noi a risolvere il problema. Andiamo a Cona, l'unico comune della città metropolitana ad non avere casi di coronavirus. Per diverso tempo ha occupato le cronache come comune del veneziano col maggior numero di richiedenti asilo. L'ex caserma di Conetta era arrivata a ospitarne circa 1500. Oggi, nel pieno dell'emergenza sanitaria, Cona è nuovamente in testa a una classifica. È l'unico comune della città metropolitana di Venezia a non aver registrato casi di positività al Covid-19. Risposte non ce ne sono, probabilmente il fatto anche che siamo un territorio molto esteso con non tantissimi abitanti, quindi forse sono poche persone per chilometro quadrato e queste distanze aiutano a una minor diffusione del virus. Alessandro Aggio è stato eletto sindaco nel maggio del 2019, 5 mesi dopo che gli ultimi profughi avevano abbandonato l'hub di Conetta e rispetto al suo predecessore Alberto Panfilio si è dovuto confrontare con un altro genere di emergenza. Abbiamo predisposto un numero da chiamare per chi vuole i farmaci dalla farmacia e vengono trasportati dalla protezione civile. Con i negozi di vicinato abbiamo fatto un manifesto in cui chi vuole la spesa a domicilio chiama e i negozianti gliela portano a casa. E poi anche adesso stiamo facendo una distribuzione delle famose mascherine distribuite dalla regione e con la protezione civile le stiamo consegnando a domicilio nella cassetta delle poste, casa per casa. Come stanno vivendo i suoi compaesani le limitazioni agli spostamenti personali che sono in vigore in queste settimane? No, capiscono tutti che è un momento di emergenza e che sono una cosa che è l'unica cosa che può essere fatta contro questo virus. Il Banco Solidale dell'Associazione Veneti Schiacciati dalla Crisi, che avete imparato a conoscere, e la Croce Rossa di Treviso hanno stretto un grande accordo di collaborazione. Guardate. La solidarietà del Banco Solidale, con anni di esperienza costruita accanto agli ultimi, è la grande forza della Croce Rossa, che con uomini e mezzi da sempre sostiene il territorio. Un'alleanza contro l'emergenza per arrivare anche a chi in questa situazione ha bisogno di aiuto e rischia di essere isolato. In questo momento dobbiamo fare squadra con istituzioni, con associazioni strutturate, perché il momento è delicatissimo. Come dice il nostro governatore Luca Zaia, dobbiamo stare molto attenti a come ci muoviamo nel territorio, perché è fondamentale. Questo virus è subdolo, non si conosce, non sa che mutazioni ha. Perciò anche queste borse che arrivano a casa devono essere in massima sicurezza. Il banco alimentare metterà i prodotti, mentre noi daremo il supporto logistico. Andremo con dei mezzi distribuiti sul territorio, l'idea di avere 5 mezzi che andranno a dividersi il territorio della provincia di Treviso e altri comuni limitrofi, e su cui caricheremo delle borse su indicazioni del banco alimentare
e le porteremo casa per casa. Come sostegno invece il banco ha donato a Croce Rossa un assegno di 5.000 euro, donazioni che arrivano dal cuore dei tanti cittadini che da anni conoscono e apprezzano il grande lavoro dell'associazione Veneti Schiacciati dalla crisi. Abbiamo un mezzo che andrà nella parte sud di Treviso, 2 mezzi che si divideranno il territorio del comune di Treviso entro e fuori le mura. E poi abbiamo dei mezzi che andranno a nord o a ovest del territorio in modo da cercare di ottimizzare la distribuzione. E grazie anche a questa importante associazione, la Croce Rossa, abbiamo la possibilità di capire come stanno le nostre famiglie nel disagio, perché noi avviciniamo le famiglie nel disagio, che non hanno da mangiare, che non hanno soldi, che non hanno più niente. Questo è il nostro obiettivo. La Croce Rossa sta distribuendo contemporaneamente anche le uova di Pasqua nei reparti di pediatria degli ospedali e continua con il servizio di misurazione della febbre nelle aziende. Con i Veneti Schiacciati dalla crisi potete continuare a donare, come stanno facendo le aziende e i supermercati. Voglio regalare i miei risparmi a chi non ha le mascherine, questo è quello che si è sentito dire un nonno di Mira. No, ho pensato una cosa. Ho sentito i miei compagni di scuola, i miei amici, che adesso non ci vediamo nemmeno più perché ognuno deve stare a casa sua. E mi raccontano che qualcuno non ha ancora le mascherine. E allora ha detto: io vorrei fare un piccolo dono a tutti i bambini, quelli che non hanno le mascherine. Si è commosso nonno Fernando quando ha ricevuto la telefonata della sua nipotina di appena 5 anni. Lui conserva in casa un salvadanaio nel quale la piccola raccoglie i soldini che ogni tanto riceve e la bambina ha già deciso come spendere i suoi risparmi e l'ha voluto subito comunicare al nonno. E vorrei donare qualcosa al presidente Zaia, lei ha specificato al presidente Zaia, regalare un po' dei nostri soldini che abbiamo nel salvadanaio e per comprare le mascherine. Tu sei d'accordo, nonno? Io mi sono messo a piangere, ho detto: guarda, sono d'accordissimo amore, adesso mi preoccupo oggi, domani e vediamo come fare a regalare qualcosa al presidente Zaia per comprare le mascherine. Fernando ha chiamato la nostra redazione per avere il codice IBAN della regione e andrà a fare un bonifico. Tra le tante storie di solidarietà che stanno avvenendo in queste settimane, stupisce e commuove la sensibilità e la coscienza civica dimostrate da una bambina così piccola. Mi sono meravigliato, sono rimasto di stucco perché sentire una bambina, è una bambina intelligente perché sappiamo che oggi sono tutti intelligenti, però farmi un discorso del genere, ho detto: cavolo, io non ci sarei mai arrivato. E ho detto: sai nonno, la mascherina è importante perché ti salva la vita. Sindaci, imprenditori, medici questa sera saranno ospiti della trasmissione Ring a partire dalle 21:15, tra i tanti l'imprenditore Franceschi, il direttore commerciale della Despar, Mario Conte, l'ex viceministro Zanetti. Il titolo della puntata: Coronavirus, il giorno della svolta? Ora vi lascio le previsioni del tempo e dopo di noi l'informazione che arriva dal territorio veneziano. Bentrovati al meteo. Il mese di marzo si conclude con un tempo sostanzialmente stabile ma con un clima non ancora in linea con la stagione. Il dettaglio di martedì 31 marzo. Sul Veneto sarà asciutto su tutti i settori. Al mattino avremo ancora una nuvolosità residua, specie sui settori montuosi della nostra regione, più sole invece altrove, al massimo con poche nubi a carattere sparso. Temperature stazionarie minime comprese tra -1 e 4 gradi, valori massimi invece tra 8 e 13 all'incirca. Stessa situazione anche sul Friuli Venezia Giulia, con sole prevalente e precipitazioni assenti, locali addensamenti ma senza ulteriori conseguenze. Temperature minime tra 1 e 4 gradi, valori massimi compresi invece tra 10 e 12 gradi. Ci spostiamo infine sul Trentino Alto Adige, anche qui sarà soleggiato ovunque, solo con qualche nube a carattere sparso. Temperature minime intorno allo 0, massime sugli 11-12 gradi.
Dal meteo di Antenna 3 per ora è tutto. Grazie per l'attenzione e arrivederci al prossimo aggiornamento.